Dopo la scoperta da parte dei carabinieri dei 33 migranti sfruttati nel Rodigino nella raccolta dei pomodori, con multe e denunce, ora arriva il grido d'allarme dei sindacati. Il fenomeno è molto più diffuso di quello che si pensa. L'episodio polesano non è l'unico. È l'ultimo di una serie che sta emergendo perché gli organi ispettivi negli ultimi mesi sono particolarmente attivi, sia in proprio, sia dimostrandoci sensibili alle segnalazioni. Il fenomeno dello sfruttamento del caporalato in agricoltura c'è. C'è una legge, la 199, va attuata, repressione ma soprattutto prevenzione da attuare. Esiste un tavolo regionale che cura collocamento e trasporto evitando il caporalato. I lavoratori vanno trovati nei luoghi irregolari e non devono essere i caporali che li raccolgono per strada facendogli pagare anche il trasporto. Questo tavolo esiste, noi vogliamo attuarlo e incentivare l'iscrizione alla rete di lavoro agricolo di qualità che la legge prevede, e questo può essere fatto anche con l'azione di tutti e a vantaggio di tutti, anche dalle amministrazioni. Questo processo sarebbe a garanzia di lavoratori, consumatori e aziende oneste. Il caporalato nel lavoro stagionale agricolo coinvolge per il momento soprattutto migranti e stranieri. Ma questi fenomeni, che se non interveniamo, voglio dire, in assenza dell'attuazione della legge 199, continueranno e dilagheranno, stanno già coinvolgendo lavoratori italiani